Buongiorno, i titoli di Sicilia 24. Parla Ornella Matraxia, la mamma di Filippo Mosca, il giovane di Caltanissetta, detenuto in Romania, condannato a 8 anni per traffico di droga. Ieri alla prima udienza in appello, ammesso solo i familiari, esclusi i funzionari dell'ambasciata italiana. Donne e impresa, secondo i dati di Assoesercenti, solo il 24% delle aziende è diretta da una donna. Nella questura di Catania apre oggi la prima stanza rosa, un ambiente protetto per l'ascolto delle vittime vulnerabili. Blitz antimafia nell'Agrigentino, 7 arresti, azzerati i traffici delle famiglie di Burgio e Lucca Sicula, dalle ingerenze negli appalti alle infiltrazioni nelle istituzioni. 10.000 auto nella lista bianca della ZTL a Palermo, la denuncia è del presidente dell'AMAT. Possibile che a beneficiarne ci siano i cosiddetti furbetti del PAS. A Catania nuova vita per il Boschetto della Playa, un luogo caro ai catanesi. In corso la piantumazione di quasi 6.000 alberi, serviranno per riforestare e renderlo più accogliente. In sciopero i dipendenti Enel contro le carenze di organico e il dilagare degli appalti. Calcio, Michele Zeoli per la seconda volta in questa stagione alla guida del Catania, con lui un altro ex rosso-azzurro, Leo Vanzetto, l'esordio domenica al Massimino contro il Potenza. Buongiorno, eccoci a questa edizione del nostro telegiornale. Oggi giornata internazionale contro la violenza alle donne. Vogliamo raccontarvi la storia di una donna e soprattutto di una mamma che si sta battendo perché venga fatta giustizia per il figlio. A Sicilia 24 dice un inspiegabile processo a porte chiuse. Parla appunto Ornella Matraxia, che è la mamma di Filippo Mosca, il giovane di Caltanissetta detenuto in Romania da 10 mesi, accusato di traffico internazionale di droga. Ieri la prima udienza in appello, cui hanno potuto presenziare solo i familiari, esclusi i funzionari dell'ambasciata italiana. Oggi è attesa anche la data della sentenza. Sentiamo Roberta Lunghi. Filippo chiaramente non sta bene, Filippo non ha speranza, non ha speranza che le cose possano cambiare. Per la prima volta in aula senza le manette ai polsi, ma con lo sguardo spento, il fare dimesso, come di chi vorrebbe lasciarsi andare provato dai mesi di detenzione. È apparso così ieri nella prima udienza del processo in appello alla sua mamma, che da mesi denuncia le condizioni inumane in cui il figlio è detenuto nel carcere di Porta Alba, Filippo Mosca, il 29enne di Caltanissetta, arrestato a maggio del 2023 e detenuto da 10 mesi in Romania, dopo una condanna in primo grado a 8 anni e 6 mesi per traffico internazionale di stupefacenti. Un'udienza che solo la mamma ammessa in aula può raccontare per una incomprensibile decisione. L'udienza è durata 1 ora e mezza, i giudici hanno deciso di far uscire tutti dall'aula, compresi i rappresentanti del governo dell'ambasciata italiana in Romania. Quindi è stato un processo a porte chiuse. Il PM ha rilanciato le accuse ai giovani italiani. Hanno parlato anche l'avvocato di Luca Cammalleri, l'altro italiano accusato, e quello della ragazza italiana che aveva chiesto a Filippo Mosca di poter ricevere il pacchetto nel suo hotel, al cui interno sono stati trovati 150 grammi di droga. I giudici sono granitici, quindi non sappiamo davvero quali potranno essere le loro considerazioni rispetto ad una difesa di nuovo molto forte, basata sulla mancanza totale di prove, sulla irregolarità dello stato di fermo e anche delle trascrizioni delle intercettazioni ambientali. Per l'ennesima volta la ragazza si è assunta tutta la responsabilità e ha dichiarato che Filippo e l'altro ragazzo che con lui è imputato sono del tutto estranei alla vicenda. Adesso resta la speranza che per la mamma non si spegne. Ci auguriamo che questa volta sia fatta giustizia. Possiamo solo aspettare. Oggi verrà intanto comunicata la data della sentenza d'appello. Donne e impresa, c'è ancora molto da fare per potenziare l'imprenditoria femminile in Sicilia. Secondo i dati di Assoesercenti, solo il 24% delle aziende è diretta da una donna. Non ne abbiamo incontrato alcune e dato voce alle loro esigenze. Eva Spampinato.
Quando si parla di donne c'è un vocabolo inglese che è entrato con forza nell'utilizzo comune, soprattutto attraverso i social, ed è la parola empowerment femminile, che indica il processo che mira a rafforzare la consapevolezza di sé e la capacità di autodeterminazione. Quella che hanno le tantissime donne imprenditrici siciliane, oltre 115.000 secondo le stime di fine dicembre 2023, ovvero il 24,38% del totale delle imprese siciliane registrate in Camera di Commercio, quasi una su 4. Siamo partiti da un dato scoraggiante, che è quello che vede l'Italia al 79° posto di una classifica fatta da 146 paesi, secondo cui il Global Gender Gap Report, edizione 2023, ci vede addirittura scendere di 16 posizioni. Il dato emerge dal rapporto sull'imprenditoria femminile realizzato dal Centro Studi di Assosercenti, analizzando i dati di Union Camere. Gli strumenti, le risorse e le condizioni sono ancora un limite effettivamente molto grande, però le imprese che ci sono vanno avanti e hanno tutto il desiderio di crescere. Quasi il 27% delle imprese femminili presenti sull'isola sono nel settore del commercio, il 21% in quello agricolo. Oggi abbiamo parlato proprio di difficoltà e di carico mentale. Abbiamo inserito questa frase all'interno del nostro incontro perché è un argomento tabù, soprattutto per noi donne. Abbiamo difficoltà a dire che non ce la facciamo, a chiedere aiuto. Quali dovrebbero essere gli aiuti concreti da parte dello Stato o da parte della società in generale? Sostegni reali e non bandi che hanno enormi limiti strutturali e concretamente non aiutano le piccole e medie imprese. La Questura di Catania apre oggi la prima stanza rosa, un ambiente protetto e confortevole per l'ascolto delle vittime vulnerabili, perché il momento della denuncia è il passo più difficile. Sentiamo ancora Eva Spampinato. Una stanza rosa, accogliente, con libri, favole, giochi per bambini e dipinti che aprono uno squarcio nel silenzio, perché il momento della denuncia spesso è quello più difficile per le donne che decidono di ribellarsi ai soprusi subiti e recarsi dalle forze dell'ordine. Una stanza nata con lo spirito dell'accoglienza e del comfort per le vittime vulnerabili, qui all'interno della Questura di Catania, in piazza Santa Lincolella, e che da oggi sarà il nuovo punto di partenza per tante donne. La Polizia di Stato per la sua parte cerca di intervenire, lo fa attraverso una migliore professionalizzazione delle sue donne e dei suoi uomini e oggi lo fa anche attraverso l'inaugurazione di questa stanza che vuole essere un ulteriore piccolo contributo al contrasto e alla prevenzione di questo fenomeno così diffuso soprattutto nella realtà catanese. Non è più un fenomeno emergenziale, è un fenomeno strutturale, molto inquietante perché è in continuo aumento. È chiaro che dobbiamo lavorare molto sulla prevenzione e sicuramente i ragazzi vanno educati a saper vivere bene le loro relazioni affettive e le donne vanno educate a saper riconoscere per tempo i primi campanelli d'allarme, a non scambiare per gesti d'amore atti di prevaricazione, atti di possessività e la violenza economica. La stanza rosa, inaugurata questa mattina alla presenza di autorità civili, militari e religiose, è corredata dalle opere degli studenti del Liceo Artistico Statale Emilio Greco di Catania. I carabinieri di Giarre hanno arrestato un 52enne di riposto per maltrattamenti in famiglia. L'uomo aveva cacciato di casa la convivente e all'arrivo dei militari ha minacciato la donna. Io prima di questa sera ti ammazzo, gli diceva, faccio un femminicidio, ammazzo te e tua mamma e se il giudice si mette di mezzo ammazzo anche lei, le ha urlato contro cercando di colpirla con uno schiaffo alla nuca. Andiamo al blitz antimafia dei carabinieri nell'Agrigentino, azzerati i traffici delle famiglie di Burgio e Lucca Sicula, dalle ingerenze sugli appalti alle infiltrazioni nelle istituzioni. Davide Sardo. Il blitz è scattato all'alba. I carabinieri del comando provinciale di Agrigento hanno lavorato a fianco dei colleghi di Caltanissetta, Palermo, Reggio Calabria e Nicolosi e hanno imperversato nell'Agrigentino tra Burgio, Lucca Sicula, Villafranca Sicula, poi Mazzarino in provincia di Caltanissetta e Marina di Gioiosa Ionica in provincia di Reggio Calabria. Notificate 7 misure cautelari firmate dalla Procura Antimafia di Palermo e condivise dal Tribunale. 4 indagati ristretti in carcere, 2 domiciliari e ad un altro è stato imposto l'obbligo
l'obbligo di dimora. Sarebbero parte del mandamento mafioso di Cosa Nostra di Lucca Sicula e Ribera. I carabinieri agrigentini hanno investigato dall'aprile del 2021 al luglio del 2023 a seguito dell'omicidio dell'agricoltore Vincenzo Corvo, 52 anni, ucciso il 3 aprile del 2020 con un colpo di fucile alla gola a Lucca Sicula. È un delitto ancora irrisolto. Nel corso delle indagini sono state documentate riunioni mafiose su appalti e servizi pubblici, pressando sulle amministrazioni locali. A capeggiare le riunioni sarebbe stato Salvatore Imbornone, 64 anni, di Lucca Sicula, presunto reggente del mandamento mafioso di Lucca Sicula e Ribera. A Caltanissetta 8 persone sono state arrestate dalla squadra mobile accusate di gestire un traffico di stupefacenti. Le indagini iniziate 2 anni fa hanno scoperto una rete di pusher che riforniva di cocaina, marijuana e crack soprattutto minorenni. La droga veniva consegnata anche a domicilio. Adesso ci occupiamo di 10.000 auto nella lista bianca della ZTL a Palermo. La denuncia è del presidente dell'AMAT. Possibile che a beneficiarne ci siano i cosiddetti furbetti del PAS. Marco Gullà. Un danno di circa 1 milione di euro in 10 anni per un abnorme numero di inserimenti di automobili nella lista bianca della ZTL di Palermo. È la denuncia fatta dal presidente dell'AMAT Giuseppe Mistretta. Targhe inserite nel sistema informatico, ovviamente gratuitamente, per ben 10.300 accessi definiti impropri da Mistretta. Una denuncia evidenziata anche da Sabrina Figuccia, presidente della terza commissione e capogruppo della Lega al Consiglio Comunale di Palermo. Il dato è sicuramente un dato che preoccupa, estremamente significativo, è frutto probabilmente, secondo la ricostruzione del Presidente, del fatto che le credenziali di accesso al sistema siano state date a tutti quei soggetti aventi diritto, all'accesso in lista bianca, che ricordiamo è lo strumento che garantisce disabili o forze dell'ordine e altri organismi accreditati a poter accedere in area ZTL senza pagare alcun costo. Richiesta la lista degli accessi. E sicuramente tra questi accessi qualche furbetto ci sarà stato. Il timore è proprio questo e certamente le indagini andranno in questa direzione, visto e considerato che comunque si tratta di risorse pubbliche e dell'abuso di un diritto che in effetti non era contemplato nei casi in cui fossero appunto i furbetti. Un danno quantificato in circa 1 milione di euro all'anno che va avanti da 10 anni, una cifra particolarmente significativa per un'azienda che sta rischiando grosso anche di andare in default. Nuova vita per il Boschetto della Playa, luogo tanto caro ai catanesi. In corso la piantumazione di quasi 6.000 alberi. Serviranno per riforestare e renderlo più accogliente. È andato per noi Tonino De Mana. Pompino, stiamo facendo la riforestazione del Boschetto della Playa. Quello che vedete è uno dei 5.800 alberi che riforesteranno il Boschetto della Playa. Dopo anni di abbandono, incendi ed eventi climatici estremi che hanno devastato gran parte del verde esistente, si lavora su più fronti per rendere più accogliente e sicuro un luogo tanto caro ai catanesi. Da un lato la ruspa spiana il terreno e rimuove gli arbusti ammalorati, dall'altro si piantano nuove e variegate specie arboree, dal pino domestico al pioppo, passando per il salice alla rosa canina. Aiutiamoli a crescere, è questo il motto del Comune di Catania che ha portato avanti il progetto intercettando fondi europei. Un intervento importantissimo di riforestazione del boschetto. Nello specifico nelle ore precedenti c'è stata qualche polemica perché invece durante questi lavori si è visto qualche pino rimosso, abbattuto o tagliato. Questo fa parte di un intervento di messa in sicurezza del boschetto stesso. Ricorderete gli incendi che ci sono stati qualche mese fa. Alcuni di questi pini si presentavano secchi o morti o bruciati, altri abbattuti con le radici staccate, e quindi per ragioni di sicurezza, su autorizzazione della stessa forestale, sono stati rimossi. Niente disboscamento e niente deserto, ma bisognerà avere tanta pazienza per dare tempo alle piante di svilupparsi. Particolare attenzione sarà riservata anche al laghetto. Riqualificheremo anche le acque del laghetto facendo una fitodepurazione, perché è piccolino, diventa tutto verde, la fotosintesi fa i suoi effetti, e volevamo impiantare delle piante acquatiche per creare un supporto praticamente a tutti quelli che sono i pesci che ci sono dentro, e avete visto quasi centinaia di tartarughine che sono cresciute nei dintorni. Poi sarà tutto nelle mani dei catanesi e di madre natura.
Vi ricordo, dopo il TG alle 14.30 su Telecolor torna nostro ospite il sindaco di Catania Enrico Trantino. Per le vostre domande scrivete al numero WhatsApp 342 74 55005 oppure inviate una mail a sicilia24focus@telecolor. Vi aspettiamo all'appuntamento con il sindaco oggi su Telecolor appunto alle 14.30. Da 40.000 segnalazioni di dispersione scolastica e centinaia di redditi di cittadinanza illegali revocati e poi ancora laboratori di attività didattiche sta dando i suoi primi frutti l'Osservatorio per la prevenzione della devianza minorile nell'area metropolitana di Catania e l'accordo tra istituzioni si rinnova. Adelaide Barbagallo. È un fiore all'occhiello l'Osservatorio per la prevenzione della devianza minorile dell'area metropolitana di Catania, un modello apprezzato in tutta Italia che ha ricevuto la certificazione di buona pratica dal Ministero dell'Interno e che sta dando già i suoi primi frutti. Abbiamo ottenuto dei risultati fondamentali incrementando il numero delle segnalazioni di dispersione, da 40 siamo a più di 1000. Sono stati revocati e sospesi più di 250 provvedimenti di reddito di cittadinanza. Si è avviato tutta un'attività di formazione dei ragazzi con attività teatrali, con il processo simulato. La prima firma nel 2021, ora il secondo rinnovo degli accordi tra pubbliche amministrazioni che vede l'ingresso della Camera di Commercio, della Corte d'Appello, della Banca d'Italia e dell'assessorato alla pubblica istruzione che ha investito 30 milioni di euro da utilizzare in 3 anni. Vogliamo trasformare le scuole in laboratori dove si fa di tutto e per questo abbiamo pubblicato tantissime circolari che cubano quasi 30 milioni di euro con una programmazione triennale per permettere ai presidi di fare in verità ciò che vogliono, cioè abbiamo rimesso a loro le iniziative che vogliono fare che noi finanziamo. A tutto questo si aggiunge anche un altro accordo per la realizzazione di una scuola sociale di teatro. Opero i dipendenti Enel contro le carenze di organico per garantire una migliore qualità del servizio. Mobilitazione in tutta Italia in nome della sicurezza sul posto di lavoro. Tonino De Mara. Difendiamo il nostro lavoro per garantire all'Italia la qualità del servizio elettrico. Enel si mobilita e scende in piazza, in questo caso le immagini si riferiscono a Catania, per difendere lavoro, sicurezza e soprattutto diritti. Una mobilitazione a carattere nazionale che vede compatti i sindacati. Oggi noi ci rivolgiamo soprattutto a chi ha indicato un mandato a questo management, che è praticamente il governo, al quale diciamo e chiediamo che un'azienda come Enel non può abbandonare, non può arretrare rispetto ad essere locomotiva in un settore che è fondamentale e importante in questa fase. Un piano industriale considerato inadeguato e dannoso, con il solito spettro dell'esternalizzazione. Ci preoccupa seriamente il fatto di esternalizzare il servizio ad imprese esterne. Ovviamente l'esternalizzazione fa sì che si perde la professionalità dei dipendenti dell'Enel che sono qualificati, hanno l'esperienza, parliamo di cabine di 20.000, quindi affidare il servizio a ditte private che magari non hanno la qualifica che dovrebbero avere ci mette a rischio la vita dei lavoratori tutti, quindi per evitare che ancora si continui a morire sul posto di lavoro, poi si parla tanto di morte bianche, ma l'Enel mi sembra che in qualità di colosso questo non lo vuole evitare. Si contesta anche un piano di assunzioni che oggi non consente il rispetto del dettato contrattuale inerente alla turnazione in reperibilità ed un'importante diminuzione degli standard di sicurezza e di qualità. Una breve pausa e poi andremo a Siracusa, dove l'annunciazione di Antonello da Messina è stata rivista in chiave moderna. Al Museo Bellomo di Siracusa le opere di 8 artisti contemporanei dialogano con Antonello da Messina. L'annunciazione è riletta in chiave moderna tra tantissimi visitatori. Anche le nostre telecamere sono entrate in galleria. Francesco Aloi. Da Messina a Siracusa la Sicilia valorizza il grande Antonello. Qui siamo al Museo Bellomo. In questa mostra 8 artisti contemporanei reinterpretano a modo loro l'Annunciazione. Hanno reinterpretato, riflettuto sul tema dell'Annunciazione. Ecco, non è un confronto con Antonello da Messina o con la sua opera,
ma sul tema dell'annunciazione in chiave moderna. In galleria ci sono le grandi opere dei maestri del passato, ma c'è spazio anche per il presente. In questa tela di Salvatore Alessi, l'annunciata è una giovane nigeriana salvata dal mare. La coperta termica di oggi per richiamare il manto della Madonna. Antonio Nuccio, artista naif che fa dell'ironia un po' il suo punto di forza, reinterpreta la composizione dell'Annunciazione col suo stile caratteristico in un ambiente siciliano. Qui Tina Sgro si concentra sull'assenza. Riempire il vuoto è un compito che spetta all'osservatore, interrogandosi sull'esistenza umana. Ma queste sono soltanto alcune delle opere in mostra a Ortigia. Adesso vi proponiamo un momento di Mariposa, la canzone di Fiorella Mannoia, vincitrice del premio Bardotti per il miglior testo a Sanremo. Un brano toccante che fa un ritratto poetico e allo stesso tempo realistico della donna dei nostri giorni. Breve pausa, il calcio con Michele Zeoli che torna alla guida del Catania. Michele Zeoli torna alla guida del Catania, con lui un altro ex rosso-azzurro, Leo Vanzetto. L'esordio domenica al Massimino contro il Potenza, Francesco Triolo. Aveva già traghettato il Catania, da Tabiani a Lucarelli, adesso Michele Zeoli dovrà rimettersi al timone dei rossazzurri sino alla fine del campionato. Fiducia all'uomo, al tecnico che si è fatto trovare pronto quando la società lo ha chiesto, che è tornato nei ranghi ma ha sempre lavorato per il bene del Catania. Il post Cristiano Lucarelli è già iniziato e viaggia in una sorta di continuità, non solo con l'ultima esperienza tecnica ma anche con quella dello scorso anno, il vittorioso campione di Serie D, quello in cui Zeoli era il vice di Ferraro. Grella lo ha detto chiaramente, gode della piena fiducia del gruppo Pelligra e Zeoli è pronto a ripagarla. Lui che il rossazzurro l'ha vestito in 100 partite, lui che ha vissuto Taranto e la promozione in B durante l'era Gaucci. Toccherà a Zeoli far ripartire un Catania che nelle ultime 9 giornate ha collezionato una vittoria, 4 pareggi e 4 sconfitte, finendo al limite della zona play-out, e prepararlo al meglio per l'avventura dei play-off, obiettivo che rimane immutato, dove il Catania vuole fare bene. Con Zeoli in panchina ci sarà un altro che il rossazzurro lo ha vestito, Leo Vanzetto, dal 90 al 93 col Catania, lo scorso anno sulla panchina del Sant'Agata, che ha fatto bene in campionato. In prima squadra approderà anche il preparatore atletico Giovanni Petralia, uno che ha lavorato con Pasquale Marino a Udine, Parma, poi Empoli, Spal, Terni. A Catania supervisionava i preparatori delle varie formazioni, adesso entra a tempo pieno in prima squadra portando un bagaglio di preparazione in continuo aggiornamento. Preparatore dei portieri sarà Maurizio Bonfatto, fino a ieri con la primavera allenata da Marco Biaggianti, capolista del suo girone. Staff fatto, insomma, pronto, quasi ufficializzato. È tutto, vi ricordo dopo la sigla il nostro focus oggi in studio con Michele Cucuzza e il sindaco di Catania Enrico Trantino. Io vi ringrazio per l'ascolto e vi auguro un buon pomeriggio.